Un simbolo per Vicenza che parla di eccellenza formativa e traino per il futuro dell'innovazione e dell'impresa, quella che si appresta a diventare una vera e propria cittadella universitaria, il polo di Viale Margherita, ultimato e inaugurato nella sua ultima tranche, di fronte al primo edificio che già ospita i corsi di laurea dell'Università di Verona e di ingegneria e sicurezza di igiene alimentare dell'Università di Padova. Un grandissimo risultato ottenuto dal territorio che consolida quindi il progetto originale di questo polo didattico qui in Viale Margherita. 19.000 metri quadrati di superficie in totale tra aule con supporti tecnologici di alto livello, sale riunioni, biblioteche e uffici. Seconda tranche che ha comportato un investimento di 12 milioni di euro a carico della provincia di Vicenza, che a partire da lunedì aprirà i battenti agli studenti. Lunedì partiamo in presenza in maniera integrale, ci sono 3.000 studenti iscritti presso la sede per i corsi di ingegneria e ci sono quest'anno 700 nuove matricole che hanno confermato quindi l'interesse per i corsi attivati presso la sede. L'aspetto su cui stiamo puntando è la possibilità di aprire corsi di studio in lingua inglese per poter formare studenti italiani con competenze linguistiche adeguate e allo stesso tempo poter attrarre studenti dall'estero.